che l'Accademia di Teatro di Lingua Veneta propone, finanziata dalla Regione Veneto, e ringrazio in particolare l'assessore Daniele Stival all'identità veneta. La particolarità di questo 16° master è questa, che è la prima volta che noi, insieme ad Ada Marcantonio, che è la Presidente, che ringrazio e che ci ospita qui questa sera, abbiamo deciso di dedicare questo master alla poesia veneta, e abbiamo scelto come interprete, come protagonista e come docente di questo 16° master Carla Stella, che è una nostra attrice dell'Accademia che lavora con noi da molti anni, ha lavorato in televisione, in cinema. Naturalmente leggere la poesia o i racconti è estremamente difficile, quindi per noi è un primo esperimento che secondo me ha avuto un successo sicuro, perché i ragazzi si sono trovati molto bene, hanno studiato tantissimo e si sono impegnati. Quindi noi ci auguriamo che questo master pilota sulla poesia possa continuare con altri poeti veneti. Su tutti questi racconti, che pure sembrano evocare e celebrare la gioia di vivere, la serenità dei paesaggi e l'odore e il sapore dei cibi e il fiorire e il fuggire dei sentimenti, pesa tuttavia una malinconia immensa. E questa malinconia non sappiamo da dove provenga, ma sembra provenire dall'imperfetto, il quale canta e fugge nel fondo come un violino o un fiume. E il colore della malinconia nei racconti di Parise non è grigio e uniforme, è purpureo. E non è il colore delle giornate della pioggia, ma è quello dei tramonti. Il mondo che egli disegna è un mondo di cui ha individuato l'intima fragilità. E sulle sue spiagge, sui suoi campi di neve, sui suoi interni familiari, pesa la consapevolezza che essi siano destinati a sparire e a trasformarsi. Perciò lo sguardo che li contempla è sempre uno sguardo di congedo. Nell'improvviso incavarsi delle fossette, nell'aprirsi dei denti alla luce, con un filo di saliva tra l'uno e l'altro, spuntò un sorriso. Sei una bella donna! Sorrise l'uomo a cui pareva che la nuvola fosse passata. Hai tutta la vita davanti a te. Questa gli parve la più grossa di tutte. Ma non c'erano altre parole, veramente, per dire quella stessa cosa in modo così semplice. Che vita è? Sempre la stessa, ma che futuro c'è? Io mi stufo! Te l'ho detto, mi stufo, sul serio, mi stufo! E sbuffò, aspirò aria, non si capiva. Pazienza, pensò l'uomo, e così pensando gli venne da contrattaccare. Proprio in quell'istante, lo stesso uccellino minimo di prima, che stava su un ramo sopra di lui, ebbe una piccola contrazione tra le piume. Guardava anche lui in alto. E uno schitto, bianco e verde, andò a cadere, calduccio, sulla testa calva dell'uomo. Seguì un trillo. Ti ricordi, Gianfranco, quando si doveva scaldare a legna? È vero che c'era Pino fuori tutto. Come Pino? E noi? Non andavamo a prendere la legna fuori col gelo. Ti ricordi, Gianfranco? E Gianfranco sorrise come per dire: altro che se ricordo. Era un italiano, alto, bello e ricciuto, di 32 anni. Era molto amato dalla sorella e dai genitori. Perché allora così spesso era malinconico? Molti se lo chiedevano. Uscirono nel freddo tra gli alberi del giardino e con una lampada illuminarono il termometro. Era sceso quasi a zero. Nel folto dei sempreverdi si udivano frusciare ali e penne. Fece Don Antonio. Sentite i fagiani! Camminarono piano fino ai piedi del grande cedro e Gianfranco diresse la luce della lampada tra i rami. Si videro prima uno, dopo due, 3 fagiani femmine abbagliate nel pieno del sonno. Poi un grosso fagiano maschio volse il capo da un lato e la luce brillò nel suo occhio. Un
disse Gianfranco a bassa voce, col cuore in gola, e illuminò una grossa oca selvatica che allungò il collo, starnazzò, aprì le unghie e l'ali e prese il volo nella notte. Dalla porta illuminata, dietro i vetri, il padre, la madre, Rosetta e Ful guardavano fuori. Scemo! Don Antonio disse agitato. Ma sai cosa vuol dire un'oca selvatica? Potevi portare la carabina. Macaco! Un'oca! Dio buono, lasciarsi scappare un'oca! E a quella parola oca Intorno alla casa cominciò a cadere La neve.